Sono sono vivi il problema delle mafie. Ce lo ricorda anche il procuratore della direzione distrettuale di questo ampio territorio, che dice con chiarezza che c'è una presenza criminale non indifferente, ma che denuncia anche in modo corretto, attento, puntuale l'insufficienza di un ruolo della società civile. Legalità, giustizia, libertà e responsabilità sono i temi affrontati nel lungo discorso tenuto ai ragazzi di terza media e ai cittadini di Silea all'auditorium parrocchiale per la nascita del Presidio di Libera, associazione di promozione sociale contro le mafie. Presidio che nasce grazie alla stretta sinergia che lega il comune e l'istituto comprensivo, a pochi giorni dal sequestro di ben 58 kg di droga proprio nel comune di Silea. I fatti di cronaca che ci hanno colpito con questo rinvenimento di una base logistica della droga proprio qui a Silea ci dicono che dobbiamo lavorare fortemente, quindi questo patto di presidio che è suggellato nel migliore dei modi con la presenza di Don Luigi Ciotti, che è un testimone di vita della lotta alla criminalità, alle mafie, ci dice che è davvero importante lavorare anche con l'attenzione e la responsabilità di tutti i cittadini. Educazione alla legalità che nel comune inizia già dai primi anni delle scuole. Abbiamo costruito questo percorso con un gruppo di cittadini, era un obiettivo che l'amministrazione si era data, quella di aumentare la consapevolezza sul fenomeno mafioso. Libera, i presidi di Libera hanno questo compito territoriale, per cui il fatto di aver raggiunto l'obiettivo, che in realtà non è una tappa di arrivo ma un punto di partenza, ci rende particolarmente orgogliosi. Secondo noi la democrazia è un po' a rischio. Non è data per scontata e va difesa ogni giorno, e quindi sviluppare un profondo senso di appartenenza allo Stato da parte di tutti i cittadini è il primo passo per poter costruire educazione alla legalità permanente. Democrazia e legalità che, come ricorda Don Ciotti, sono sancite già dalla Costituzione. Abbiamo un testo importante che deve essere però vissuto, tradotto nella concretezza, che è la Costituzione italiana. Io dico che sempre il primo vero testo antimafia venisse applicato fino in fondo, perché lì ci sono le regole, i paletti, le strade, i percorsi per affrontare tutti questi mali, per affermare la positività dei nostri percorsi.